senatrice Mariangela Bastico, che credo che quest'ultima affermazione abbia tra l'altro centrato il quello che era l'obiettivo che l'associazione Minocarno si proponeva con questo convegno, ma anche per la profondità dell'argomento e le cose che riguardano anche la specificità di questa nostra proposta calate anche in altre realtà e che da queste possono essere mutuate anche per il nostro territorio. Io ringrazierei perché qualcuno è poi arrivato anche più tardi, ci sono diversi amministratori dei comuni qua del Margine, c'è l'onorevole Pirisi che ci hanno raggiunto e quindi giustamente ringraziamo anche loro perché anche loro sono i veri protagonisti dello sviluppo del territorio. Una comunicazione da parte del professor Marco Pizzalis a questo punto e poi diamo la parola anche ai dirigenti scolastici sia della Malde di Macomer sia del tecnico Sarda di Macomer. Prego, professor. Abbiamo così, no? Va bene. Allora, intanto ringrazio l'associazione che mi ha invitato. Io sono professore di sociologia dell'Università di Cagliari e mi occupo di studiare i problemi dell'educazione, della formazione, delle politiche scolastiche attraverso gli strumenti che offre la disciplina, cioè la sociologia. Sono tornato stanotte da un viaggio e ho accelerato il mio ritorno di qualche ora per poter essere presente a questo incontro perché devo dire che avendo partecipato all'esperimentazione che ha portato alcune scuole a riflettere sul significato delle politiche tecnici professionali, sono rimasto sconfortato dal vedere che la regione Sardegna, dopo aver speso anche delle risorse e aver speso le nostre energie in questa sperimentazione, ha dimenticato completamente il lavoro che era stato fatto. Perché come voi sapete noi cambiamo assessori ogni anno e ogni anno gli assessori devono definire nuove politiche e imporre le loro visioni. Allora, il mio modo di vedere questo non è una maniera seria di fare politica quando non si è capaci di portare avanti le strategie su un lungo termine. E quindi credo che questa iniziativa sia importante perché occorre che le scuole e i territori facciano sentire la loro voce all'assessore. Io ero in Francia perché stavo facendo delle ricerche, sulle trasformazioni in Francia. Io della Francia, ma altri colleghi di Milano e di Pavia si occupano di altri paesi, sull'evoluzione scusate, sono un po' stanco da viaggio, dei sistemi di istruzione superiore di elite. In particolare io sto studiando alcuni casi e uno di questi casi si chiama Palipec e che riunisce le grandi scuole francesi di ingegneria attraverso questo réseau, questa rete che si chiama PRES, che è un polo di ricerca e di insegnamento superiore. Allora, quindi fondamentalmente cerco di focalizzare la mia attenzione su questi strumenti di governance che in Francia vengono messi in campo per cercare appunto di creare connessioni tra istituzioni che, come nel caso francese, sono istituzioni di elite, no? Che hanno mantenuto nel corso di 2 secoli per la Francia una posizione di grande peso nella scienza e nella tecnologia. Allora, ho iniziato da questo elemento perché voglio ricollegarmi agli interventi fatti dal professor Tagliagambe da Gambe, dalla Bastico, con i quali mi trovo in perfetta sintonia. Allora, perché un sistema come quello francese e soprattutto il suo segmento di elite, no? Che è capace di dare prova di grande efficacia, efficienza nella selezione delle elite nazionali della scienza, della tecnica e dell'amministrazione, si sente costretto a mettersi in discussione. Perché, come diceva bene Silvano Tagliagambe, appunto noi ci troviamo in una situazione di competizione globale, no? Per il controllo, per l'egemonia culturale, per il controllo dei flussi di intelligenza, di conoscenza, di studenti e di ricercatori a livello globale. La Francia si accorge oggi che non è più in grado di porsi come elemento centrale di questi flussi
e mette in discussione un sistema che pure dà la prova della propria efficienza, molto più di quanto non lo dia il sistema italiano, ma non fosse peraltro, secondo me, che hanno appunto più del doppio dei nostri ricercatori e impiegano molte più risorse nella formazione a tutti i livelli. Ora, quando diciamo che abbiamo detto, è stato detto da chi mi ha preceduto, che dobbiamo connetterci a questi flussi, allora significa però connettersi non in una posizione dominata, cioè fornire solo studenti, intelligenze, ricercatori da mandare fuori. Cioè, questo significa porsi allo stesso livello dei paesi a scarso sviluppo, no? Che conoscono una grande immigrazione appunto di intelligenze, di studenti che vanno a studiare fuori, che vengono fuori. Occorre invece essere capaci di appunto, produrre conoscenza e connettersi con le reti di conoscenza a livello internazionale. Allora, per collegarci al nostro discorso di poli tecnici professionali, io credo che il polo tecnico professionale sia una grande idea, proprio perché è uno di quei modi attraverso i quali si può fare governance della conoscenza, che significa appunto connettere le scuole, gli enti di formazione, le università, come abbiamo detto, che siano costretti a riflettere sulla loro offerta formativa, a riflettere sul territorio, sul rapporto con le imprese. Allora, quindi i poli tecnici professionali possono funzionare se diventano un elemento di governance del territorio, appunto connettendosi con gli enti locali, con le imprese. Ora, nella sperimentazione che abbiamo fatto, devo dire che appunto, soprattutto in questo territorio, gli enti locali e le scuole hanno partecipato con grande entusiasmo a questo processo. No? Quindi c'è una forte volontà di costruire e di vedere la direzione che si può prendere. Allora io non credo che si possano costruire reti che funzionano quando lo decidono i poteri e quando lo decidono i governi. Le reti funzionano quando si creano connessioni e si costruisce consenso e senso e significato dal basso. Ora, con la sperimentazione non ha costruito dei poli tecnico-professionali, ma ha costruito significati, ha fatto condividere significati tra gli attori che hanno partecipato a questo processo e attraverso questa iniziativa, ad esempio, si trasmettono significati. Ora, quindi quel processo non andava sterilizzato come ha fatto il governo regionale, ma andava valorizzato.